Buonasera e ben ritrovati. La città che vorrei prosegue il suo viaggio in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno. Proseguiamo sempre conoscendo le 14 liste che sostengono i 4 candidati sindaco. Come sempre vi diamo modo da casa di poter inviare le vostre domande via WhatsApp o via SMS al numero che vedete in sovraimpressione, che è come sempre il 348 21 11373. E iniziamo questa sera con la lista Indipendenza Veneta, che è una delle 5 che sostiene il candidato sindaco Giovanni Braido. In studio per la lista abbiamo il capolista Alberto Ceccato, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori. E poi il candidato Giuseppe Deitos. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Allora, con la lista Indipendenza Veneta abbiamo a disposizione 24 minuti. E parto da lei, Ceccato. Indipendenza Veneta ha voluto sostenere Giovanni Braido. Perché? È stata una cosa un po', così diciamo, nata, non dico per caso, ma improvvisa, nel senso che noi non abbiamo mai partecipato a una vita politica cittadina, però ci è stato chiesto se volevamo partecipare e dare una mano. Ci siamo riuniti tra di noi perché noi siamo sempre stati un po', diciamo, isolati, nel senso che abbiamo sempre cercato di lavorare da soli perché noi, con la scusa dell'indipendenza, siamo un po' degli estremisti, diciamo. Però in questo caso, dopo aver parlato tra di noi, discusso animatamente anche in alcune riunioni che abbiamo fatto, perché anche da parte nostra ci sono alcuni che non volevano avere a che fare con la politica che c'è adesso. Però alla fine siamo arrivati a un accordo anche tra tutti di partecipare perché abbiamo ritenuto che Vittorio Veneto abbia bisogno in questo periodo, in questo momento, di un rilancio, di una rinascita, possiamo dire. E abbiamo ritenuto che il candidato sindaco Braido sia la persona, secondo noi attualmente, più indicata per questo. L'abbiamo ritenuto una persona più valida perché innanzitutto è una persona di Vittorio Veneto, per cui ha le radici vittoriese, è una persona con esperienza nella politica in quanto è stato vice sindaco per 10 anni, per 2 chiamiamole legislature, sì, con il sindaco Scottà, quindi ha un'esperienza notevole in campo politico, conosce bene Vittorio Veneto, è un libero professionista, per cui è uno che ci mette la faccia, quello che dice lo dice per lui, non è che abbia qualcuno alle spalle o che sia coperto da qualcuno, quindi quello che dice lo dice per lui. E riteniamo che il suo programma sia un programma valido, non pomposo, non promette mari e monti, ha delle indicazioni ben precise e siamo certi che farà di tutto per metterle in pratica, permettendo le disponibilità e tutto quello che c'è dopo, se sarà eletto. Quindi l'abbiamo aiutato, cerchiamo di aiutarlo nel miglior modo possibile. Noi siamo motivati, siamo decisi in quello che abbiamo deciso di fare e quindi adesso speriamo in un risultato positivo per il bene di Vittorio Veneto, perché la nostra, come si può dire, la nostra è quello di avere Vittorio Veneto di nuovo la città che avevamo una volta, una città florida, una città viva, una città invidiata anche dalle altre città del Veneto, per tutto quello che ha, per la sua storia, per la cultura, per tutto quello che c'era una volta e che in questi ultimi anni, secondo noi, è stato perso. Ecco, la lista di Indipendenza Veneta, come tutte le liste, ha un gruppo di persone, sono 16 candidati, quindi chiedo a lei, Deitos, un po' questa squadra, ce la racconta? Beh, sono un po' tutti sparsi nel territorio, sono nati a Vittorio Veneto, ora vivono nel territorio qui limitrofe, ma varia dai giovani a meno giovani, come noi, però con tanta voglia di fare, quindi penso che tutti stiamo mettendo qualcosa
per appoggiare il nostro avvocato candidato sindaco. Ecco, per lei, se non sbaglio, è la prima esperienza. Sì, ho militato ancora nell'indipendenza veneta a livello regionale. E poi adesso ci siamo riuniti per dare forza. E cosa l'ha spinta a mettersi in gioco per la sua comunità di Vittorio Veneto come candidato consigliere? Soprattutto, intanto perché da pensionato ho un po' di tempo libero e lo vorrei dedicare alla mia città e vederla rinascere, come ha detto adesso Alberto. Il desiderio un po' di tutti. Dare una mano a questo candidato sindaco Braido e poter portare qualcosa di nuovo. Noi nel nostro pieghevole qui abbiamo messo alcuni punti. Ecco, per esempio, entriamo nel vivo quindi del programma elettorale, perché voi avete contribuito a quello che è il programma elettorale della coalizione. Allora, tipo una priorità? Noi abbiamo scritto: creiamo un'indipendenza dal denaro a debito. È una frase un po' forte, però sappiamo, anzi le varie amministrazioni non sanno che si può creare e fare delle strutture e tutto senza avere il denaro a debito, e cioè indebitarsi. Noi abbiamo delle grossi lavori da fare, c'è la piscina comunale che era il fiore all'occhiello negli anni 70 ed è rimasta tale come struttura, con gli adeguamenti, ma però necessita veramente o di rifarla completamente, anche perché questa struttura copre da un'utenza dai 3 anni agli 80 anni, quindi di vittoriesi ce ne sono che possono usufruire di questa. Sì. E oltre a quella anche la Villa Papadopoli, che è lì immersa nel verde e rimane lì. Noi diciamo c'è un sistema per poter affrontare questi grossi lavori senza indebitarsi tanto. Cioè, tradotto per i nostri telespettatori che chiedono... C'è un sistema che va messo in atto, abbiamo delle persone che possono aiutare l'amministrazione in questo caso e poter fare questi lavori senza chiedere soldi a debito, insomma, ecco. Quindi una ricerca di fondi? Non proprio, però non mi allungo su questo, troppo. esatto, perché è un po' il nostro apporto che volevamo dare al sindaco Braido, insomma, ecco. Ecco, a proposito di piscine, ci arriva già da casa una prima domanda. Dice un telespettatore: Giovanni Braido ha parlato di dare priorità alla piscina, cosa che avete detto anche voi. Quindi partire subito con i lavori. Chiuderete o la sposterete? Secondo voi cosa è meglio fare? Qui c'è stato un incontro che è stato fatto alle piscine fra tutti i vari candidati sindaci e sono uscite varie proposte, varie idee, Sì. Per cui c'è chi propende per spostare il tutto in un'altra area per poter costruire da capo tutto nuovo e quindi poter sfruttare al meglio le misure, gli spazi e tutto. C'è chi dice invece no, la piscina è in quella zona perché attorno ci sono altre strutture sportive e quindi andrebbe bene modificata, ampliata, però rimanendo in quella sede. Là bisognerà valutare bene perché sono state portate delle idee dove spostarle, però in quelle zone c'è il rischio delle infiltrazioni di tossiche dell'area ex Carnielli e quindi là c'è il rischio, inizi un lavoro, trovi sotto i residui di scarico e quindi ti blocchi tutti i lavori. Farla dove è adesso richiede l'handicap maggiore, è quello che bisogna chiudere la struttura per un periodo abbastanza lungo e quindi questo implica per la società Nottoli che gestisce le piscine già ha avuto problemi grossi nel periodo del Covid, che sono dovuti rimanere chiusi,
hanno lavorato sotto dimensione e quindi hanno avuto dei grossi problemi finanziari che sono, e questo è da togliere tanto di cappello a loro, riusciti a superarlo e andare avanti. E quindi è da valutare bene. Il nostro candidato sindaco ha lanciato l'idea che secondo lui andrebbe lasciata lì, in quella dov'è la sede, Sì. adesso appunto per questo discorso di avere un polo sportivo in quella zona. Logicamente è da valutare bene, studiare i costi e tutto, quindi sicuramente è per il nostro candidato sindaco la priorità assoluta come primo intervento, perché non si può procrastinare a lungo questo, perché ci sono le nuove leggi, nuove regole, che quindi bisogna aggiornare, adattare la struttura ai nuovi regolamenti, sicurezza, e quindi è da valutare, da studiare, ma sarà sicuramente se il candidato sindaco verrà eletto, una delle priorità assolute. E dei TOS, allora ci ha anticipato primo contributo che ha dato Indipendenza Veneta alla coalizione, un altro contributo arrivato dal vostro gruppo qual è? A me, l'ho sottolineato e l'ho anche messo qua, diamo più valore alle nostre bellezze, nel senso che a me capita spesso capita a tutti, di fare l'autostrada Venezia-Cortina e vedere questi, ho visto un bel poster di Collalto, mi sembra, sì, poi la chiesa di Ormelle. Lungo Mi piange il cuore non vedere Piazza Flaminio, per esempio, oppure il castello vescovile, oppure Piazza Ceneda. Quindi c'è azioni semplici? Ma semplicissima, però la gente passa, vede, ci fermiamo invece prima di andare a Cortina, se non te, oppure un'altra volta, torniamo, guarda che bella piazza, è meravigliosa, perché io ho avuto modo di portare gente e rimane incantata, quindi è una cosa semplicissima che non capisco perché finora non è mai stato fatto, e di impatto perché uno passa all'autostrada, vede questa bella immagine, gli viene anche voglia di uscire a Vittorio Veneto, insomma, ecco. Infatti c'è Asolo, il Tempio di Ormelle, sì, dei Templari, manca proprio, con l'altro Susegana, abbiamo dei gioielli qua, e da noi arrivi non c'è niente. Esatto. Quindi questo è un altro è una punto, chicca questa, capito? Uno spunto che può, però a volte ci vuole poco per farci conoscere. Certo. Intanto da casa ci è arrivata un'altra domanda, non so, dopo decidete voi chi vuole rispondere. Vittorio ha tanti quartieri, quali sono le priorità su cui investire? Quali opere pubbliche vanno fatte subito e in quale quartiere? Chiede il telespettatore. Questa è una domanda molto tecnica e quindi noi ancora non possiamo dare una risposta perché non conosciamo bene, non essendo all'interno del comune. Certo che Vittorio Veneto, più che quartieri, ha proprio due cittadine, Ceneda e Serravalle, e dopo ci sono i vari quartieri. Io parlavo prima con lei che sono di San Pietro e Paolo, e qui ci ho vissuto, ho passato i miei anni più belli, e le dico, sono arrivato questa sera e vedere nessuno per strada. Cioè bisogna ridare vita ai nostri quartieri, come sono tanti i motivi, le possibilità, cioè sono problemi anche di natura economica, i negozi, favorire i piccoli negozi, cose che adesso stanno chiudendo un po' tutte a vantaggio della grande distribuzione, quindi quello è uno dei... cioè capire quali sono le priorità. Certo, dopo si può dire le strade da mettere a posto, i marciapiedi, le aiuole, tutte queste sono priorità che abbiamo visto sono state un po' trascurate. Si collegano anche alla bellezza che accennavate prima. Uno che arriva a Vittorio, trova le strade che se non hai un fuoristrada rischi di... arrivi, vedi mezze case abbandonate, però sono cose che bisogna esserci dentro per capire i motivi. Se noi riusciremo, se i cittadini di Vittorio Veneto ci daranno la possibilità di amministrare il nostro sindaco, sicuramente
è motivatissimo su questa, perché ci tiene che a Vittorio Veneto sia una bella città. Ma soprattutto anche, scusa se No, prego. la zona della Valle Pisina, Sì. che è abbandonata quasi, disabitata, per incrementare un po' anche i giovani, avvicinarsi, abbiamo dei bei laghi, non so, a ridurre qualche tassa, insomma, che il comune gli venga incontro per poter incentivare questo, insomma, perché la zona è bellissima. Tutta la zona di Vittorio Sì. Veneto, ci sono Beh, degli è angoli, degli meravigliosa. scorci. Voi avete parlato di giovani, però è noto anche che Vittorio Veneto abbia una popolazione con un'età media molto elevata, quindi come qualche candidato consigliere ha già ha sottolineato nel nostro studio, insomma, si vive bene, si vive a lungo a Vittorio Veneto. Ecco, per quella fascia che azioni mettere in atto? Anche lì manca in centro da tanto ormai un supermercato per gli anziani. Manca perché uno deve spostarsi, sì, ce ne sono tanti, però sono tutti un po' scomodi, quindi l'anziano andrebbe tutelato un po' di più, insomma, ecco. Sì, un'idea potrebbe essere anche quella del chilometro zero, dove si può trovare veramente cose buone e sane, soprattutto. Potrebbe essere un'idea, non so, che il comune si prenda carico di un negozio, di un piccolo supermercato in centro, che dia lavoro anche a qualche dipendente e possa gestire un chilometro zero, ecco, diciamo così, che oggigiorno è la cosa più ricercata. Ok. Altra domanda da casa spazia sulla cultura, dice che il candidato sindaco Giovanni Braido parla di portare in auge Vittorio Veneto come città della vittoria e chiede quindi voi come pensate di agire, quale rapporto instaurare con le associazioni che rappresentano la colonna vertebrale dell'offerta culturale nel territorio? Questo è fuori di dubbio, no? Non si può fare cultura e incentivare le attività senza il supporto delle varie associazioni, che qua a Vittorio ce ne sono tantissime, tutte valide, tutte motivatissime, e quindi bisogna sicuramente cercare di una simbiosi fra noi, fra l'amministrazione e le varie associazioni, di lavorare in sinergia il più possibile. Dopo il sindaco ha parlato, il candidato sindaco ha parlato di un po' un'occasione persa, quella del centenario della vittoria, dove si potevano sfruttare maggiormente magari degli aiuti, dei contributi, delle manifestazioni che si potevano fare in città. Ormai diciamo che il centenario è un po' passato, però diciamo che la vittoria nella prima guerra mondiale è sempre uno dei fulcri. Vittorio Veneto è conosciuta in tutta Italia soprattutto per la vittoria della prima guerra mondiale. Dopo e quindi sicuramente sfruttare questa possibilità, ma anche Vittorio Veneto, c'è solo l'imbarazzo della scelta per la cultura, da tutti i vari personaggi famosi che ci sono stati, che hanno vissuto, le varie attività che sono state fatte negli anni scorsi, che sono state un po' dimenticate, tralasciate, riprendere tutte quelle attività, quelle manifestazioni, quelle attività culturali che negli anni sono state un po' dimenticate o tralasciate. Là dopo, ripeto, a Vittorio Veneto secondo me c'è solo l'imbarazzo della scelta per fare cultura. Ok, allora dei TOS proseguiamo, mi pare che nel volantino ci siano altre priorità. Dopo bellezza abbiamo sentito questa vostra ricetta anche per finanziare le opere, sì, ecco, e poi cosa? No, il era vostro appunto contributo? quel discorso là, usiamo le nostre risorse, i nostri valori per dare, ma era quella soprattutto che dicevo anche prima del supermercato in centro e così via, insomma, ecco, questi erano i nostri punti che abbiamo messo in rilievo qui sul Queste pieghevole. le vostre priorità. Esatto. Prego. Noi da venetisti come ci teniamo al Veneto, ritornare alle nostre origini, la nostra storia, il nostro passato che è millenario, e quindi diciamo ovviamente usiamo le nostre risorse e i nostri valori.
Il popolo veneto è un popolo ricco di valori che bisogna cercare di riattivarli, farli rivivere. Questa voglia che deve avere il popolo veneto, i veneti, per la loro terra, e quindi parlando del Veneto, ma anche per ogni città, ogni paese, e quindi Vittorio Veneto, bisogna cercare, è uno dei nostri punti fondamentali, di ridare ai cittadini di Vittorio la voglia di partecipare, di far sì che Vittorio ritorni a essere quella che era e migliorare logicamente anche. Però se non c'è l'aiuto dei cittadini, i vittoriesi, da soli non si può fare, secondo noi. E quali potrebbero essere quindi le leve su cui far forza, secondo voi, per riscoprire questo essere vittoriesi? Beh, intanto riscoprire, secondo me, la nostra storia, la nostra storia di Veneti, perché secondo me molti di noi non la conoscono, anche perché a scuola è stata dimenticata, tralasciata. Noi abbiamo la Serenissima, che è stata per più di 1000 anni, era un esempio per tutta l'Europa, per tutto il mondo. Allora Venezia era considerata una delle città, delle nazioni, degli stati più importanti a quel tempo. Facevamo commerci con tutto il mondo. I veneti, ancora prima che Roma nascesse, commerciavano già l'ambra dal nord Europa e vendevano i cavalli ai greci. Tutte queste cose dobbiamo riscoprirle per avere uno stimolo per capire perché noi veneti siamo così, perché siamo così laboriosi, perché siamo pieni di iniziative. Bisogna tirarcele fuori di nuovo, perché noi parliamo tanto tra di noi magari, però dopo quando c'è da dire beh facciamo, non posso da lavorare, devo fare questo. Quindi bisogna che la cittadinanza, i vittoriesi riprendano a essere parte viva della nostra città. Non solo aspettare che dall'alto venga fatto questo o quell'altro, perché c'è la possibilità di fare tanto per Vittorio Veneto. E in questo, come dicevate prima della trasmissione, è stato anche un esperimento vostro mettervi a disposizione per un appuntamento amministrativo, perché è quasi un unicum a Vittorio Veneto come lista avere Indipendenza Veneta, non è... è la prima volta sì, è che stata a Vittorio Veneto, ma non solo. Sì, diciamo da farsi vedere in prima persona, così proprio partecipare attivamente come col nostro simbolo, col nostro partito, diciamo, sì, è la prima volta in cui ci esponiamo proprio in prima persona. Lo facciamo aiutando il candidato sindaco Braido, perché come ho detto prima lo riteniamo valido e soprattutto la migliore possibilità che c'è per la nostra città, e quindi è un'esperienza nuova per noi, affascinante, ma soprattutto anche per farci conoscere che non siamo gli estremisti, perché tanti pensano i venetisti come quelli del tanco, quelli che vogliono sfasciare tutto. Non è assolutamente vero. Noi ci interessa che il Veneto, e in questo caso Vittorio Veneto, riprendano la loro autonomia, e anche questo è uno dei nostri capisaldi, perché abbiamo la possibilità, le capacità di autogestirsi, di fare, e quindi speriamo che i cittadini vittoriesi ci diano una mano a questo, anche perché uno dei nostri motivi per cui ci siamo messi in gioco è anche quello di cercare di riportare tutti quei cittadini e soprattutto i giovani che si sono un po' disinnamorati della vita pubblica, della vita politica, o non vanno a votare o non partecipano, tanto non serve a niente, ci dicono. E quindi il nostro sforzo che stiamo facendo adesso è quello di cercare di riportare questi giovani e anche le persone che già vediamo che a livello nazionale c'è un calo dell'affluenza, la gente è disaffezionata, e noi uno dei nostri motivi principali per cui stiamo cercando di dare una mano così è quello di riportare tutte queste persone che altrimenti sarebbero perse, e tutta una forza che viene abbandonata a se stessa. Sono le 21:24, quindi siamo in chiusura, e chiedo come sempre, l'ultima domanda è:
perché votare la lista Indipendenza Veneta l'8 e il 9 giugno? Dei TOS vuole Beh, andiamo a votare intanto per l'indipendenza veneta perché siamo carichi, siamo molto motivati per dare una mano al candidato sindaco Braido e dare dei nuovi spunti, un aiuto. Anche questo io ribadisco ancora, quell'indipendenza dal denaro a debito è importantissima e pochi lo sanno. C'è un sistema per farlo e noi siamo qua, se ci chiedono li aiuteremo e siamo ben felici di farlo, insomma, ecco, per la nostra città soprattutto. Grazie dunque alla lista Indipendenza Veneta, qui rappresentata dal capolista Ceccato e dal candidato dei TOS. Grazie a voi. A tutti. Ricordo, l'Indipendenza Veneta sostiene il candidato sindaco Giovanni Braido. Noi ora ci fermiamo per una breve pausa e poi ritorniamo con una nuova lista che è Forza Italia. A tra pochissimo.